senza accorgersi, pedala e pedala, si allontanò molto dal gregge. Mentre Enrico pedalava, una giornata come tante della Borghia volgeva al termine. E venne sera. Adesso, pensava Piccolo, il gregge si sarebbe trovato attorno al fuoco ad ascoltare le storie paurose. Chissà se qualcuno penserà a me, chissà se verranno a cercare. Avrebbe voluto tornare indietro, ma non ricordava la strada da dove era arrivato. E scelse il buio. Dove si trovava? Avrebbe voluto essere attorno al fuoco, seduto con le altre pecore. Nel buio, gli alberi,
affamati di carne di pecora. A un tratto sentì un rumore alle sue spalle. Lentamente si girò. Nel buio, due occhi chiari lo stavano guardando. Pico sentì il cuore battere all'impazzata e il fiato fermarsi. Il lupo! Pico cominciò a correre, a pedalare il più veloce che poteva, sentendo un fiato correre dietro le spalle. Ad un tratto, Pico ad un tratto, vide laggiù, lontano, il fuoco del gregge. Ce l'ho quasi fatta! Ce l'ho quasi fatta! Gridava Pico! Ma a un tratto! Urtò una pietra! Volò in aria! Cadde a terra! Si rialzò! Si radicchiò! Avrebbe voluto gridare, ma l'aria non usciva, la voce. Ecco, sta arrivando, pensò Pico, guardando nel buio. Sono perduto. Chiuse gli occhi e aspettò. Una zampa pelosa lo toccò. E il muso del lupo era vicino. La bocca del lupo si aprì e disse: mi fai fare un giro sulla tua bici?
è piccolo, divennero amici.